prenotate per intervenire in diretta con noi. Adesso abbiamo in collegamento un ospite molto importante, uno dei più noti cantautori italiani. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con i più grandi nomi della canzone d'autore italiana. C'è Edoardo De Angelis insieme ai Lunatici questa notte. Buonanotte e benvenuto. Grazie per il benvenuto e anche grazie per il complimento, insomma. Sono comunque uno dei più anziani, su questo non c'è dubbio. Edoardo, ben trovato stanotte con noi nei panni di scrittore, perché è uscito da poco il tuo libro Anche le statue parlano, un progetto di visite teatralizzate nei musei. Ci racconti qualcosa in più? Ci dai qualche Sì, certo. Ho il libro sotto gli occhi, quindi è vero, è un libro che nasce dopo 4 anni di lavoro, come molte cose belle, alcune cose nascono così all'improvviso. Ero per un concerto qualche anno fa nel giardino esterno del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e durante le prove, il check per il concerto della sera, la direttrice del museo mi ha chiesto gentilmente se avessi voglia di fare un giro per vedere le opere del museo. Naturalmente le dissi di sì. Il Museo Nazionale Archeologico di Aquileia ha delle opere straordinarie, devo dire, e quindi questo giro fu per me molto interessante. A un certo punto mi soffermai davanti al busto di Antino, sì. E in quel momento la dottoressa Del Fabbro che mi accompagnava scattò una fotografia di me proteso verso Antino e poi per gioco ci mise un fumetto come se io stessi parlando con Antino. Da quello scherzo nacque l'idea, durante il periodo del Covid, di scrivere le storie delle statue del Museo Nazionale di Aquileia. Così per gioco, era un gioco, così scrissi naturalmente la storia di Antino, quella di Bassilla, la mima, e quella di Venere, e naturalmente tutte in prima persona. Le statue raccontavano se stesse, raccontando sì la loro storia vera, ma con una chiave personale, a volte ironica, a volte drammatica, e così alla fine di questo piccolo lavoro, con una decina di testi, andai dalla direttrice del Museo Nazionale di Aquileia per farglieli vedere, così e questa dottoressa Novello rimase evidentemente ben impressionata, mi paragonò, bontà sua, forse scherzando, a Callimaco, e quindi da lì io cominciai a fare questo lavoro, guidato dall'Associazione Culturale Culturarti di Udine, con i contributi annui della Regione Friuli Venezia Giulia, per cui abbiamo cominciato a scrivere le storie di tanti musei, e poi queste storie vengono interpretate durante le visite teatralizzate da 2 attori, un'attrice, Caterina Bernardi, e un attore, Alessandro Maione. Ormai siamo una famiglia e io scrivo direttamente per loro. Poi dai musei del Friuli ci siamo allargati, perché siamo stati 2 volte al Museo Etrusco Nazionale di Villa Giulia a Roma. Sempre a Roma, al Parco Archeologico dell'Appia Antica, abbiamo festeggiato nel settembre del 24 la 100ª replica, e poi siamo stati al Museo Egizio di Torino, siamo stati al Museo Antonio Salinas di Palermo, abbiamo scritto i testi per il Museo Egizio di Monaco di Baviera, forse me ne manca qualcuno, ma soprattutto quelli del Friuli, tra i quali ricordo uno degli ultimi visitati, il Museo della Grande Guerra a Borgo Castello a Gorizia. Quindi a un certo punto abbiamo pensato di raccogliere un centinaio di questi testi, quelli che a me sembravano meno peggio degli altri, e li abbiamo li ha pubblicati Redaction Editrice,
che è un'editrice di Roma, e naturalmente ce lo portiamo dietro nei musei, rimane nei bookshop dei musei, è in vendita naturalmente anche online, e ce lo portiamo dietro. Il pubblico di solito, insomma, dopo le visite teatralizzate, quando abbiamo finito, il pubblico della visita teatralizzata rimane insieme a noi, e spesso qualcuno anche ha la bontà di acquistare il libro. È anche un modo per... No, vabbè, ti abbiamo ascoltato con interesse. È anche un modo per insomma, parlare e valorizzare dell'immenso patrimonio artistico e culturale che c'è nel nostro paese, no? Quindi... Assolutamente. E non solo, ma è un progetto di inclusione, perché naturalmente le statue che parlano possono essere ascoltate anche dai non vedenti o dagli ipovedenti, come più di una volta è successo. Abbiamo dei piccoli tifosi, i bambini sono veramente una parte importante e graditissima del nostro pubblico, perché rimangono a bocca aperta ad ascoltare. Poi devo dire che Caterina Bernardi e Alessandro Maione, i due attori, sono veramente bravi e curano la regia della visita, per cui c'è un percorso studiato, e in alcune pause di questo giro nel museo, anche per dare respiro agli attori, io canto delle canzoni, 3 canzoni in determinati momenti del giro, canzoni che sono legate in qualche modo al contesto, alla storia della statua che ha appena parlato o di quella che dovrà parlare subito dopo. A proposito di canzoni, ultima domanda questa volta al cantautore. Tu hai scritto uno dei pezzi più conosciuti almeno della musica romana, ma non solo, che è Lella. Come nacque quella canzone? Anche questa per caso, una canzone nata, si è scritta insieme a un compagno di scuola, Stelio, e quando tutto pensavamo meno che di fare questo lavoro. Poi Stelio a un certo punto scelse di fare l'avvocato, io rimasi solo dal duo, però ho continuato la mia storia. Poi Lella ha avuto una storia tutta sua, perché è stata cantata da molti artisti, viene cantata dal vivo da tantissimi artisti e anche non artisti. È una canzone che è diventata patrimonio dei posteggiatori nei ristoranti, non solo a Roma. Come voi forse sapete, il pubblico dello Stadio Olimpico tutte le domeniche la intona, e poi è una canzone che per me è ancora importante, perché essendo la storia di un femminicidio, per usare un termine moderno e assai, come dire, sgradevole come fatto, io la uso adesso nei concerti, in particolare intorno al 25 novembre, intorno all'8 marzo ho un concerto che si chiama Anna ha visto la luna, che comincia con il video di Lella, e poi fa seguire una serie di canzoni dedicate all'universo femminile. Quindi Lella viene usata come l'esempio naturalmente di una cosa che non va mai fatta né pensata né giustificata, ovviamente. Edoardo, prima di salutarci, ma ho letto che c'è il tuo zampino anche in Matripi Sempri, la buona novella di Fabrizio De André in siciliano, dal quale poi è nato anche un docufilm. Lì come è nato tutto? Ti va di raccontarci qualcosa? Ma certo, è una cosa bellissima. In realtà io, come dire, ho una parte, loro mi chiamano il loro ministro degli esteri. In realtà la buona novella in siciliano è un'opera, è una versione in dialetto siciliano scritta in 8 anni di lavoro da Francesco Giunta, che è un mio collega palermitano, collega e straordinario amico, e quindi il dialetto siciliano in qualche modo esalta la natura del racconto della buona novella.
tant'è vero che anche la Fondazione De André con Dori Ghezzi si sono associati e ci hanno dato questo marchio bellissimo che dice: con l'affettuosa complicità della Fondazione Onlus Fabrizio De André. E io quindi in quel caso ho fatto da tramite con la fondazione, ho fornito la mia amicizia e forse qualche supporto tecnico di consiglio, ma ho giocato nel centrocampo. Lì il merito è sicuramente dell'opera di Francesco Giunta, che l'ha scritta, del regista che poi ne ha fatto diventare un film che è distribuito sulle reti di Amazon Prime, e questo forse non dovevo dirlo, ma comunque l'ho detto, e il regista Andrea Waltz, e dalle 5 straordinarie cantanti e dai musicisti che hanno realizzato quest'opera, secondo me davvero importante. Grazie davvero Edoardo De Angelis per questa grazie a voi, io lunatici. Vi auguro una buona... Diventerò lunatico anch'io, io lo sono poco di natura lunatico, però per rimanere in qualche modo unito a voi, alla vostra ospitalità, alla vostra cortesia, diventerò lunatico, potete considerarmi un lunatico. Benvenuto tra i lunatici. Buono a sapersi. Ciao Edoardo, un abbraccio, grazie. Ciao, grazie tante. Grazie. 23 da 42 minuti, 800 800 002, dove siete, cosa fate?